Le spiagge di Cavallino, Jesolo, Eraclea, Caorle e Bibione, assieme a quelle di Lignano e Grado, staccano la riviera romagnola con oltre 27 milioni di turisti, contro i 26 milioni e mezzo della costa dell'Emilia-Romagna. L'Alto Adriatico si conferma la prima destinazione turistica balneare d'Italia, un riconoscimento che premia l'intera filiera, dall'accoglienza fino ai servizi, che creano valore e dimostrano di essere all'altezza di una domanda in continua evoluzione. Lo dice il presidente della regione del Veneto commentando il primato raggiunto dalle destinazioni balneari del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e rilevato in uno studio sulle presenze turistiche riferite all'anno 2021 e 2022 della fondazione Think Tank. Con oltre il 35% delle presenze turistiche in tutto il Veneto, con i suoi 120 km di spiagge, la costa veneta contribuisce in maniera determinante alla crescita del comparto turistico regionale, prosegue il governatore. Un comparto che cresce grazie alla visione di tutti gli operatori del sistema dell'accoglienza veneta, che grazie ai continui investimenti offrono un'esperienza di vacanza sempre più innovativa e sostenibile. Qualità che sono determinanti per la fidelizzazione degli ospiti, competere con le destinazioni internazionali e per rafforzare l'immagine del Veneto nel mondo.